Le polemiche sull'emergenza neve a Cortina di queste ore. Oggi il bel tempo dovrebbe portare una tregua, ma il dibattito sulle strade in tilt e i disagi in città rimane rovente. Giallo di cornuda, l'autopsia sul corpo di Sofia Melnik apre una nuova agghiacciante ipotesi, quella cioè che la donna sia stata gettata nella scarpata quando era ancora viva. Il caso della 66 anni di Vittorio Veneto, morto dopo un mese di agonia, fatale, una caduta provocata da una spinta, si aggrava la posizione dell'ex compagno indagato, potrebbe essere accusato di omicidio preterintenzionale. Da Venezia a Padova a Treviso, i capoluoghi, ma non solo, blindati per il Capodanno 2017, l'allerta terrorismo non frena le feste, ma i livelli di sicurezza sono altissimi. La storia di Diego Lorenzoni, imprenditore coraggio di San Stino di Levenza, raccontato in un libro, Sogni di acciaio, con messaggio di speranza a chi l'ha persa per colpa della crisi. Un gruppo di alpini ha organizzato un viaggio per ripercorrere a piedi le tappe della ritirata di Russia, tra le penne nere anche 4 veneti. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando degli strascichi delle polemiche sulla emergenza neve a Cortina. Oggi bel tempo in montagna, una tregua che dovrebbe riportare la normalità, la situazione alla normalità, ma il dibattito su quanto accaduto tra mercoledì e ieri rimane rovente. Cortina in tilt per la neve. Se la situazione ritorna lentamente alla normalità, oggi in montagna il cielo darà una tregua, non si può dire lo stesso per le polemiche causate dal caos viabilità. Mezzo metro di neve e una serie di circostanze negative hanno paralizzato la circolazione, a cominciare, ha sottolineato il sindaco Gianpietro Ghedina, dei tir fermi sull'Alemagna perché sprovvisti di catene da neve o gomme adeguate. E i turisti, molti dei quali non attrezzati, hanno fatto il resto. Anche qui auto sfornite di gomme da neve e catene, ma c'è anche chi se la prende con l'intervento in ritardo dei mezzi del comune di Veneto Strade e ANAS, con relativi rimpalli da parte loro di responsabilità. Operai a lavoro per 16 ore filate, ribatte il sindaco Ghedina. Per Silvano Vernizzi, amministratore delegato di Veneto Strade, sono stati messi in campo 120 mezzi, 3.000 quintali di sale, 200 uomini. Da ieri sera alcuni dei passi chiusi per l'emergenza neve sono stati riaperti. Priorità è stata data ai principali, a cominciare dal Falzarego. Se da un lato c'è la pretesa di circolare normalmente anche quando nevica, dall'altro ci sono, anche sui social, le legittime rimostranze di chi non ammette che in zone dove la neve è del tutto normale si scateni il caos, soprattutto aree che ambiscono a ospitare nuovamente grossi eventi come i mondiali di sci del 2021, neve che ad Alleghe è arrivata a 1,5 metri e che a Sappada, da poco passata al Friuli Venezia Giulia, è stata spazzata da Veneto Strade, che manderà poi il conto a Trieste. Allora la cronaca che ci porta a Cornuda per parlare ancora una volta della terribile vicenda di Sofia Melnik. L'autopsia sul corpo della donna effettuata ieri apre infatti una nuova agghiacciante ipotesi, quella cioè che la donna sia stata gettata nella scarpata dove è stata trovata il 24 dicembre scorso, la vigilia di Natale, quando era ancora viva. Poche certezze, ma che rendono ancor più terribile la fine di Sofia Melnik, la bella ucraina trovata morta in una scarpata sul Grappa, perché i primi dettagli che emergono dall'autopsia eseguita ieri a Treviso dal dottor Alberto Furlanetto escludono che la donna sia stata uccisa con armi da fuoco o da taglio, ma aprono l'orribile dubbio che Sofia possa essere stata picchiata a sangue e poi gettata nel burrone ancora viva. Sul corpo, infatti martoriato dalla lunga permanenza all'aperto e dai morsi di animali, sono state riscontrate molte lesioni e gravi traumi in varie parti del corpo, compatibili con la caduta, ma anche con violenti colpi inferti con calci o corpi contundenti come bastoni. Per saperlo sono necessari ulteriori accertamenti che dovranno poi essere confrontati con l'esito della TAC alla quale è stata sottoposta la salma della povera Sofia. Anche la posizione fetale nella quale si trovava il corpo potrebbe far presumere che la donna si sia rannicchiata per proteggersi prima di morire. Nel frattempo sarà eseguita un'indagine entomologica per valutare il tempo di permanenza del corpo nella scarpata. Il consulente tecnico del PM ha chiesto 2 mesi di tempo. Ma chi ha ucciso Sofia? Il capo della procura di Treviso, Michele Dalla Costa, non si sbilancia, dicendo che al momento tra i 2 fatti, l'omicidio di Sofia ed il suicidio del suo compagno Daniel Pascal Albanese, non ci sono elementi certi di collegamento.
È chiaro comunque che gli inquirenti ritengono quella dell'omicidio-suicidio la pista più probabile. C'è anche il movente, quello della gelosia, dopo che Sofia avrebbe manifestato l'intenzione di lasciarlo per un nuovo amore, rottura del rapporto che avrebbe avuto ripercussioni sentimentali ma anche economiche sul compagno. Delle risposte ai tanti interrogativi ancora aperti potrebbero arrivare dalle analisi dei 5 computer trovati a casa della coppia e dagli esiti dei rilievi effettuati dai RIS nella villetta di Cornuda. E poi c'è un'altra vicenda che riguarda una donna morta, sempre nella Marca Trevigiana, nella sua abitazione. Il caso della 66enne di Vittorio Veneto, Elda Tandura, morta dopo un mese di agonia in ospedale. Fatale una caduta, ma l'esame autoptico fa capire che sarebbe stata provocata da una spinta questa caduta. Si aggrava la posizione del 49enne di Preganziol sotto indagine da parte della Procura di Treviso per la morte della 66enne di Vittorio Veneto, Elda Tandura. Gli accertamenti effettuati nel corso dell'autopsia stabiliscono che la donna, deceduta a fine settembre dopo un mese di agonia, sia morta in seguito a una caduta provocata da una violenta spinta. Battendo la nuca avrebbe riportato il versamento di sangue intracranico in seguito al quale non si è più ripresa. Il 49enne, che frequentava, indagato per maltrattamenti seguiti da morte, potrebbe dunque dover rispondere ora di omicidio preterintenzionale. Che ci fosse lui con lei la sera in cui l'ex insegnante era rimasta ferita è certo. Erano stati i vicini a chiamare i soccorsi dopo aver sentito forti rumori provenire dall'abitazione della donna, ricoverata prima a Vittorio Veneto, poi a Treviso. I 2 interventi chirurgici ai quali era stata sottoposta non erano stati sufficienti. Il compagno ha sempre negato di averla picchiata, ha parlato di una caduta relativa a giorni precedenti, ma l'autopsia delinea un quadro differente. A Padova ora, dove i carabinieri hanno tracciato il bilancio delle varie attività del 2017, le attività contro i furti, le rapine e la droga, sono 1200 gli arresti effettuati in quest'anno. 1230 arresti e 6100 denunce è il bilancio per il 2017 dei Carabinieri di Padova, cifre che comprendono anche la provincia. Se ci limitiamo ai soli fatti di droga, sono ben 189 gli spacciatori finiti in manette, 115 in città, 74 in provincia. Gli stranieri rappresentano la stragrande maggioranza, addirittura 102 su 115 se ci si limita alla città. Sul fronte dei furti nelle abitazioni e delle rapine, ma anche dei colpi ai bancomat, i carabinieri sono stati particolarmente attivi con le loro indagini. Sono infatti circa 35 i rapinatori arrestati, tra loro anche quelli specializzati nei colpi in appartamento, seguiti per giorni dagli uomini in borghese per individuare i loro covi. Nel 2017 anche 3 omicidi risolti nel bilancio dell'Arma e 6 nomadi arrestati per una sorta di spedizione punitiva compiuta ad Arre, nella Bassa Padovana, dove una famiglia di Sinti era stata massacrata a colpi di mazze e coltelli, comprese donne e ragazzini. Restiamo a Padova per parlare dell'ormai imminente festa di Capodanno, così come accade in tutti i capoluoghi, ma non solo, nelle piazze dei centri storici delle città del Veneto. Si fa i conti con la festa, ma si fa i conti anche con l'allerta terrorismo e quindi con la sicurezza, blocchi di cemento e misure, ordinanze per la limitazione delle presenze nelle varie piazze. È un leitmotiv che appunto attraversa un po' tutte le città del Veneto per il 31. Allora vediamo quali sono i servizi predisposti per il 31 dicembre a Padova. 100 persone di servizio tra appartenenti alle varie forze dell'ordine e steward, blocchi in cemento posizionati tutti intorno alla piazza, agli sbocchi delle vie d'accesso in Prato della Valle. Il pubblico non potrà portare bottiglie di vetro, uno schieramento di volontari perché non succeda che per colpa di pochi si rovini la festa a tutti. Il Capodanno in Prato assomiglierà in parte al Ferragosto in Prato, perché le misure di sicurezza saranno le stesse. Siamo sempre allo stesso livello, insomma non ci sono particolari problematiche o pericoli in più rispetto al normale. Il protocollo di sicurezza è quello che abbiamo applicato a Ferragosto, dove tutto è andato veramente molto bene e, come si dice nel calcio, squadra vincente non si cambia. Misure importanti per tutelare le possibili 20.000 presenze di padovani in Prato, questa è la cifra del 2016. Festa aperta a tutti dalle 22 con l'animazione musicale e poi fuochi d'artificio. Negli ultimi anni le feste in Prato della Valle hanno richiesto una presenza costante e massiccia di forze dell'ordine. Obiettivo: la serenità dei padovani.
Sicuramente una presenza importante, che però non vorremmo fosse troppo impattante, perché la cosa importante è garantire la serenità e non un impatto invasivo invece della presenza, insomma, delle forze dell'ordine. Però ci sono proprio per permettere alle persone di pensare solo al Capodanno, al divertimento, alla musica e ai fuochi d'artificio spettacolari. Ancora da Padova, o meglio dal Padovano, con un'altra razzia, ladri in azione, stavolta in una pasticceria, i ladri che portano via davvero di tutto. Stecche di cioccolato, torta alla ricotta, scatole di cioccolatini e persino una confezione di mascarpone da 4 kg. I ladri che hanno preso di mira una pasticceria di Loreggia non si sono accontentati della cassa e di un PC facendo man bassa di dolci. Non è la prima volta che accade. Negli ultimi 30 anni l'esercizio commerciale, che si trova nella frazione di Loreggiola, ha subito 13 visite da parte dei ladri. Ora lo shock e il cordoglio tra la Marca e il Veneziano per la morte di Marco Berton, 54enne residente a Casier, nato e vissuto per molti anni tra Milano e Salzano, stroncato durante il derby di Coppa Italia Milan e Inter da un malore. Era un momento di festa mentre appunto la squadra giocava. La tragedia si è consumata nella zona industriale di Salzano, dove Berton, che risiedeva ufficialmente a Casier, aveva il domicilio e durante l'intervallo della partita purtroppo era vicino ai suoi amici, si è sentito poco bene, ha approfittato per andare in bagno e da lì non si è più mosso, nonostante l'intervento del SUE non c'è stato nulla da fare per il 54enne stroncato purtroppo durante un momento di festa che è diventata una tragedia. Adesso restiamo nel Veneziano per parlare di una storia che riguarda la crisi che per molti non è ancora alle spalle, la crisi economica, la storia di Diego Lorenzon, un imprenditore coraggio di San Stino di Livenza. La sua storia viene raccontata in un libro come messaggio di speranza ai purtroppo ancora tanti imprenditori in crisi. Questa è la storia di Diego Lorenzon, imprenditore di San Stino di Livenza, che per salvare l'azienda di famiglia, pagare gli stipendi ai suoi dipendenti e onorare i fornitori ha preferito non versare le tasse allo Stato e per questo subire pure un processo. Il pubblico ministero l'accusa a Pordenone all'inizio di quest'anno, dice ma non possiamo chiedere niente a quest'uomo, dobbiamo assolverlo, finisce in prima pagina di tutti i giornali. Questo imprenditore ora non c'è più, ha 54 anni appena, a gennaio scorso la sorte, un male incurabile, se lo son chiamato, ma prima di andarsene ha voluto raccontare i suoi disagi. Dice ho continuato a camminare con le scarpe bucate perché fino a quando percepivo l'umidità, la terra, l'acqua bagnata, l'acqua, il disagio di stare in questo modo di difficoltà, avrei capito che potevo continuare a lottare per salvare la mia azienda. Da qui è nato Sogni d'Acciaio, anche come speranza concreta a chi come lui si trova in difficoltà e per questo crede di essere giunto ad un bivio o peggio al capolinea. Ma così non è, dice Lorenzon, e per lui il giornalista con cui ha scritto la sua storia a 4 mani. L'azienda adesso continua a dar lavoro a 40 dipendenti, ma dentro c'era questo fuoco per cercare di uscire dalle difficoltà e l'ha fatto non da solo, ha dovuto chiedere aiuto ad altri e gli altri hanno detto tu stai sbagliando in alcuni punti. Non ci credevo, è stato il discorso di Diego, credevo di essere perfetto, credevo di saper fare tutto, credevo di essere un bravo imprenditore e invece ho capito che non lo ero, che avevo bisogno degli altri. A cercare di uscire dalla crisi sono anche la categoria dei commercianti, da tempo alle prese con la grande distribuzione, con la concorrenza eccetera. Commercianti che hanno avuto un primo riscontro positivo, almeno nel Veneziano, per gli acquisti di Natale, ma è una categoria che aspetta, specialmente nell'abbigliamento, l'avvio dei saldi di inizio gennaio. È già tempo di bilanci per i commercianti che nella consueta indagine di Confesercenti emerge quanto e dove hanno speso i veneziani in occasione dei regali natalizi.
La spesa media è una forbice piuttosto ampia che va dai 100 ai 200 euro per famiglia. È difficile oggi dare una cifra un po' più esatta e precisa. E gli articoli, come ormai da tradizione da molti anni, che più vengono acquistati durante il periodo natalizio sono i prodotti gastronomici, i giocattoli, perché i bambini sono sempre una delle principali attenzioni e pensieri durante il periodo natalizio, e poi i prodotti tecnologici. Insomma, nel contesto di perenne incertezza economica, il Natale sembra non averne risentito ed ora, con il Capodanno alle porte, già si pensa ai saldi di gennaio. Per acquistare a prezzi scontati si va dal 20 al 40% dei prodotti di abbigliamento. Infatti i regali di Natale nell'abbigliamento sono legati soprattutto agli accessori abbigliamento, perché si aspettano i saldi per acquistare i capi più importanti e quelli più costosi. Allora parliamo del salvataggio a lieto fine di un cane, di un Golden Retriever che era intrappolato in un dirupo ieri. Ci sono voluti 3 ore di lavoro di vigili del fuoco e un operatore del soccorso alpino per salvare Ryder, questo Golden Retriever di 2 anni e mezzo che era caduto in un dirupo profondo oltre 25 metri a Pecol di San Tommaso a Gordino. Si era allontanato ieri mattina dall'abitazione di 2 villeggianti dalla località montana e poi si erano accorti della mancanza dell'animale. C'è stato poi l'allarme dunque lanciato dai proprietari che hanno sentito provenire i guaiti dell'animale dal fondo di un burrone, l'animale che era scivolato probabilmente prima. I pompieri di Agordo insieme all'operatore del soccorso alpino hanno predisposto la calata e successivo recupero del cane, rimasto illeso nonostante la rovinosa caduta, e quindi, come abbiamo visto nella foto, è stato riportato poi ai suoi padroni felici. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio per un'edizione del nostro telegiornale. Andiamo ad Arcade nel Trevigiano con una iniziativa di solidarietà. Per una sera un gruppo di ragazzi Down ha dimostrato come non esista la disabilità ma la diversa abilità. Eccoli qui tutti insieme i componenti del singolare team che per una sera ha gestito la pizzeria di Arcade. Un'esperienza per dimostrare come non esista la disabilità ma una diversa abilità, in questo caso tra farina e forno, come con gli ospiti tra i tavoli. Quando mi è stata posta l'idea mi sono subito sentito commosso, perché sono stato uno dei primi trevigiani lavorando in mezzo a questi ragazzi. No? Io lavoravo 100 professionali di Lancenigo, 100 scolastici, perciò sono stato uno dei primi a dare da mangiare, capire il suo momento delicato. E loro hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa. A me piace tanto. Questa sera siamo contenti per lavorare per i camerieri, anche a me piace tanto, a voi. E non poteva mancare la torta ad addolcire ulteriormente questa serata dedicata alla pizza, all'autonomia, ma soprattutto all'amore verso gli altri. Pizza Amore Autonomia è un evento che gira per tutte le pizzerie della provincia di Treviso e anche per alcuni ristoranti. È molto interessante vederli all'opera in ambienti diversi, perché ogni pizzeria ha la sua organizzazione, la disposizione dei locali e il suo modo di lavorare, quindi è importante per noi vedere come la persona con la sindrome di Down si adatta ad ambienti diversi e tiene i ritmi e sta al lavoro, e tutte queste informazioni vengono poi trasmesse ai tecnici dell'ULSS con cui collaboriamo per valutare dei tirocini lavorativi veri e propri. Un successo sia quanto portato a tavola che il servizio offerto da questo straordinario team, apprezzatissimo dai commensali. Perché ci credo, perché è bello, perché è un momento bello per tutti, per chi partecipa e per chi lavora. Ed ora il viaggio di un gruppo di alpini organizzato dall'associazione culturale non profit Sulle Orme della Storia per ripercorrere le tappe della ritirata di Russia in occasione del 75° anniversario. Tra le penne nere anche 4 veneti. Vado per onorare la memoria di questi ragazzi, uomini, perché non hanno avuto il tempo di diventare, di godersi la vita da giovani. Figli, padri, fratelli che hanno perso la vita durante la ritirata di Russia. È
È per rendere omaggio a loro che una decina di penne nere partirà il 18 gennaio da Milano per raggiungere la Russia in occasione del 75° anniversario da quella lunga marcia che gli alpini intrapresero per 15 terribili giorni, aprendosi strada e combattendo ogni giorno. Andremo in Russia e ripercorreremo quelle che furono le tappe della ritirata degli alpini e più precisamente della divisione alpina tridentina, che fu l'unica che riuscì ad arrivare quasi intatta alla famosa battaglia di Nikolajevka. Migliaia di nostri connazionali, molte di sotto dei 24 anni in quei paesi che alla fine del conflitto cambiarono nome per cancellare quelle ferite, persero la vita, un'intera generazione cancellata. Saranno 4 gli alpini che partiranno dal Veneto e una volta giunti nella cittadina di Rosso inizieranno il viaggio vero e proprio. Con marce giornaliere di 30-32 km torneremo verso Nikolajevka, appunto toccando tutti quei posti, quei luoghi divenuti tristemente famosi. Il sogno di questi alpini è quello di trovare qualche traccia delle penne nere che morirono in Russia. Il sogno, più che la speranza, di trovare qualche nome, di trovare qualche piastrina, poterla riportare in Italia e consegnare alle legittime famiglie. Tante emozioni che accompagneranno gli alpini di oggi laddove le penne nere di ieri persero la vita per la loro patria. Vado per ricordare tutti quei ragazzi. La tradizione del presepe è sempre presente ad Antenna 3, quindi continuate a inviarci le vostre segnalazioni per la vostra natività a redazione@antenna3.it se volete scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per mandare video o foto. E come sappiamo non ci sono solo i presepi dei privati nelle vostre abitazioni, ma ci sono anche i presepi allestiti nei palazzi istituzionali, come i presepi allestiti all'interno del palazzo del municipio a Mestre. Siamo in chiusura e vi ricordo l'appuntamento con 2010 questa sera, puntata da non perdere perché ospite in studio di 2010 è Stefano Vanin, entomologo forense, che ci spiegherà come l'entomologia, lo studio cioè degli insetti, può essere decisivo nelle investigazioni. Lo è stato per il caso, lo ricorderete, di Lucia Manca e può esserlo anche per il caso purtroppo di Sofia Melnik, di cui abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale. Quindi 2010 stasera con Stefano Vanin, entomologo forense. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni e tempo dunque asciutto e stabile con ampio soleggiamento un po' ovunque. Vediamo il dettaglio del 29 dicembre. Sul Veneto deciso miglioramento del tempo, sarà infatti una bella giornata di sole su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 3 e 7 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione tornerà a splendere il sole, sarà infatti una giornata caratterizzata dal bel tempo e il cielo si presenterà sereno e limpido praticamente su tutti i settori. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, minime tra -1 e 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige.
Migliora il tempo sulla nostra regione, ampio soleggiamento ovunque, il cielo sarà sereno o al più con poche nubi sparse e con deboli nevicate sui confini alpini. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 2 gradi, valori minimi tra -5 e -6 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci.